E bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Tommaso? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Eccomi, bentornato su Radio Libertà. grazie. Allora, questa settimana non potevo che farla con te, questa chiacchierata, obiettivamente, perché tu sei stato, diciamo, l'involontario protagonista di una scena a tutti gli effetti ossimorica che si è verificata all'Europarlamento. Cioè, la riepilogo solo per titoli, poi ce la illustrerai tu. Il direttore di un giornale, tra l'altro uno storico giornale italiano come appunto Il Tempo, che ha sedi vicino a Palazzo Chigi, voglio dire, non è l'eco sotto lo scantinato, premesso che sarebbe stato grave comunque, ma il direttore di un quotidiano italiano censurato all'Europarlamento a un evento che riguardava la libertà di stampa in Italia. Cioè, quindi siamo ben oltre Kafka, non so dove siamo. Ci vuoi raccontare cosa è successo? Beh, è successo che l'Europa poi alla fine, quando noi la raccontiamo e ci sembra surreale quello che fa, faccio solo l'ultimo esempio, 5 anni ci hanno tormentati dalla mattina alla sera con il Green Deal, col pianeta che stava per esplodere sotto i colpi dell'inquinamento del nostro scaldavagno, mentre nessuno diceva nulla sulla Cina, su tutto quello che avveniva, che distruggeva la nostra economia. Scopriamo che la Presidente della Commissione usa il jet privato per fare 50 chilometri tra Lussemburgo e il Belgio, cioè esattamente quello che gli ambientalisti che finanziano queste grandi strutture di interesse, facendo finta che siano dei giovani ragazzi che imbrattano le nostre opere d'arte per svegliarci perché siamo tutti degli imbecilli tranne loro, di fatto fanno campagne anche contro le auto di bassa cilindrata e poi usano i jet che, oltre a costare agli italiani e agli europei un sacco di soldi, inquinano in pochi minuti come tutto quello che hanno detto in una settimana che faremo noi. Cioè, in questa Europa delle contraddizioni è emersa la contraddizione delle contraddizioni. Cioè, il primo atto che la Commissione Libe, che dovrebbe chiamarsi Commissione Prigionia, bavaglio, censura e non Libe, compie nel momento in cui decide di invitare dei soggetti, tra cui dei giornalisti, a parlare, in teoria, perché poi vedremo come si svolge questa commissione, della libertà di espressione in Italia. La prima cosa che fa è censurare un giornalista, che mi sembra un'ottima, diciamo, cartina a tornasole di che cosa è oggi a sinistra il concetto di libertà. Cioè la libertà esiste oggi a sinistra nell'unico vero fascismo che in effetti, hanno ragione la Schlein e Conte, è tornato in Italia perché ce l'hanno portato loro e non certo la destra di governo. Funziona così: se tu dici quello che dice Elly Schlein, sei un giornalista libero, democratico, un simbolo del paese che tutti vorremmo. Se dici una cosa diversa perché la pensi, perché è davanti agli occhi di milioni di persone, perché è il tuo modo di vedere il mondo, sei un fascista pericoloso e autoritario che va zittito. Zittito come? Come succede ormai a me tutti i giorni. Cioè o con l'intimidazione a distanza della politica, che arriva in mille forme. Ne faccio un esempio su tutti: è una piccola intimidazione che mi fa ridere, anzi la mattina adesso mi sveglio e rido pensando a questa cosa da solo, e ritrovo il sorriso che in realtà non perdo perché sono molto colpito sarcasticamente da questa sinistra. Prendiamo un grande scrittore come Scurati, che ci hanno propinato in tutte le salse e che, utilizzando la figura di Benito Mussolini, che poi leggendo i suoi libri si scopre che non conosce nemmeno molto bene, fa i soldi sostanzialmente, il successo. Denuncia, come sappiamo, una presunta censura che avrebbe avuto, non si capisce bene da chi, e visto che parla dalla mattina alla sera e che si parla solo di lui da anni, che si è fatto film, serie, qualunque cosa. E poi quando un giornale lo critica, non lo insulta, non gli attribuisce fatti che non ha compiuto, lo critica, la prima cosa che arriva in redazione è la lettera dell'avvocato che chiede soldi, perché evidentemente quelli che arrivano direttamente dal Duce non bastano.
quindi bisogna prenderli anche attraverso gli unici giornali che si permettono di dire che magari non esiste solo quella come voce libera da poter sentire. Allora, in tutto questo le intimidazioni poi continuano, diventano diverse, di natura politica. Io ho incontrato un leader di partito poche settimane fa, di cui non faccio il nome perché mi fa venire i brividi pronunciarlo, non perché ho paura di lui, che di fronte ad articoli del mio giornale che non hanno avuto una riga di smentita e che non ce l'avranno mai, anzi non vedo l'ora di arrivare in tribunale a discutere con questo signore di quello che ha combinato, e mi ha preso in faccia e mi ha detto: tanto adesso parlerete con i miei avvocati, e sono tanti, e vedrete che cosa resterà di quel giornaletto. Questo atteggiamento no, ma fammi finire questo ragionamento che ti spiego la commissione sulla base di quello che succede in Italia. Fino alle minacce di morte, ti distenderemo dei centri sociali, e voi mi direte che siete la Radio Libertà. Beh, ma non c'è una linea di continuità? Sì che c'è. Le falangi armate della sinistra italiana di oggi, anarchici, amici di Cospito, che fanno comunella con i leader del PD in carcere facendosi le fotografie davanti a tutti, e sono la falange armata di una sinistra violenta che vuole destabilizzare il paese per tappare la bocca a chi non la pensa come lei, e il silenzio di Gilai in tutto questo è evidente. Quando parlano, quando devono censurare i giornalisti che non la pensano come loro. Quindi io mi trovo ad entrare all'Unione Europea nel giorno in cui mi dicono che ero invitato per parlare della libertà di stampa, scoprire che sono l'unico giornalista che è stato eliminato dalla commissione senza una motivazione, e scoprire che lo stesso giorno Ursula von der Leyen riceve dal Tribunale l'ordine di consegnare dei messaggi che intanto ha fatto sparire tra lei e la Pfizer sul caso del Covid e dei famosi vaccini, perché lei invece, che fa le commissioni sulla libertà di stampa, quando il New York Times gli ha chiesto informazioni sui nostri soldi, sui nostri vaccini e sulla nostra libertà contratta in quegli anni, ha pensato bene di dire che lei non avrebbe risposto. Questa è la Commissione europea della sinistra di oggi, la vergogna continentale. Sì, direi che hai fatto un riassunto perfetto ma inquietante, e io ho trovato inquietante anche perché poi, come spesso accade, no, la censura è stupida e ossessionata dai dettagli. Cioè, se ho ben capito, la tua candidatura a partecipare a un panel sulla libertà di stampa è stata vagliata da una commissione di euroburocrati, e già non si capisce perché, nel senso che basterebbe il fatto che uno dirige un giornale per parlare di libertà di stampa, no? Non capisco che Non ci valutazione sono va a fare. dubbi. E sarebbe stata giudicata non idonea, tra l'altro probabilmente particolare dalla vicepresidente belga del Parlamento europeo, che appartiene a un gruppo che si dice liberale, cioè che si dichiara, come dire, di collocamento liberale. Ma a te come te l'hanno spiegata tecnicamente questa procedura Ma folle? mi hanno comunicato del gruppo 10R che aveva proposto la mia candidatura assieme a quella della collega Biancospino, che ha come colpa, diciamo, il fascismo della Biancospino, secondo la Commissione Libe dell'Europa, e questa vicepresidente belga liberale, sarebbe di avere fondato un'associazione di donne giornaliste libere che denunciano il fatto vero che in Italia sono pochi ancora le donne direttori di giornale, nelle redazioni le donne hanno ancora molti meno ruoli di peso rispetto agli uomini, per una storia anche di giornalismo dei decenni, ma anche per sensibilità che in questo paese a parole hanno tutti, a partire dalla sinistra, e poi nei fatti non ci sono. Quindi la mia colpa è evidentemente non dire quello che dettano Elly Schlein, Giuseppe Conte, Frattoianni e Bonelli a tre quarti della stampa italiana, perché scrivono tutti le stesse cose. L'ultima idiozia di oggi che sta girando è quella che l'Italia starebbe compiendo l'errore di isolarsi dall'Europa perché non segue Macron nella trattativa sulla pace in Ucraina, cioè secondo questa nuova teoria totalizzante della sinistra, che diventa la loro verità, per cui se dici una cosa diversa sei fascista, noi dovremmo seguire un presidente dimezzato che ha costruito un governo sostanzialmente con un golpe, eliminando attraverso la magistratura francese il candidato che era pronto a vincere le elezioni
presidenziali, perché lo volevano i francesi, cioè Marine Le Pen, dalla competizione, perché se noi non seguiamo quella deriva diciamo finale di questo cosa incomprensibile che è stata la presidenza Macron per la Francia, noi saremmo isolati, e non che Macron scalpita e sgomita per avere sedie a San Pietro, foto in Ucraina, per far vedere ai francesi che non lo vogliono più, che c'è ancora una ragione per cui lui sta lì. Questa è la realtà che vede un qualunque deficiente guardando il telegiornale, non è che serve essere un politologo. E poi un'associazione che si chiama Provita, che la pensa su certe cose in maniera tra l'altro molto diversa da me, perché nella mia storia di giornalista molto spesso io e Provita abbiamo fatto polemiche. Perché? Perché non rispondevamo alle domande come volevano loro. Perché dico questo? Perché c'è lo zampino della sinistra italiana in questa esclusione, e non lo dimostrano tanto le risposte che gli unici colleghi ammessi, gli unici colleghi liberi secondo l'Europa di questo paese, cioè Ranucci di Report, il direttore Castellano di Fanpage, due colleghi che io rispetto, di cui condivido, come dire, il fatto che siano liberi di scrivere quello che vogliono e di dire quello che vogliono, che sono segretate, perché attenzione, la Commissione sulla libertà di stampa è segretata come fosse l'interrogatorio dei mafiosi, non si può leggere fino a quando non avrà deciso l'Unione Europea come stendere queste frasi in modo da spiegarci che noi siamo in un regime, che noi siamo in un paese che come la Cina, che poi è loro alleata, che la vogliono da tutte le parti, che siamo putiniani, che siamo fascisti. Quando avranno scritto questa cosa ci diranno cosa hanno detto. Non è che si può sentire come una qualunque luogo di dibattito democratico, è chiuso, a porte chiuse la riunione sulla libertà, bastava leggere le domande, anche queste segretate, ma che insomma l'altro giorno al Parlamento Europeo qualcuno aveva sbirciato e quindi in qualche modo ti spiegava, cioè le domande avevano già le risposte. Questo mi spiega che c'è lo zampino della politica, cioè chi ha scritto quelle domande sull'Italia, cioè il Partito Democratico, la sinistra che sta in Parlamento ed è in maggioranza, quella che vota per la von der Leyen, e ha scritto le domande tipo così, insomma, no? Vivendo in un paese dove ormai è evidente che c'è una fascista al governo e che quindi la libertà è contratta, che la RAI è l'Istituto Luce, lei come si trova? Allora, questa è la domanda, figuriamoci la risposta, segretata. Poi invece in un'altra stanza del Parlamento Europeo c'eravamo noi, i censurati, cioè quelli che loro non vogliono ascoltare perché se no dicono un'altra cosa, allora che libertà di stampa è? Si dicono due cose diverse, no? Scegliamo quella che ci piace di più e facciamo imparare a memoria agli italiani la solita predica che ci viene fatta. Eravamo un omosessuale dichiarato che si batte per i diritti civili dal 1992, prima che il PD esistesse e che la sinistra gli venisse solo in mente di utilizzare i gay per creare un'area di voti che poi prende il nome di singoli parlamentari, oggi è Zan, quello più famoso, e diventa una corrente politica. Per cui la teoria gender, tutto quello di cui parliamo, si connatura nel fatto che oggi per la sinistra, se tu sei omosessuale, devi pensarla come loro, cioè è lì che si distingue, non nel fatto che io la penso come voglio, vado a letto con chi voglio, ed ero io. Una donna, cioè la promotrice di un'associazione di donne giornaliste che denunciano la necessità di avere più spazio nei media, mentre dall'altra parte, nella commissione ufficiale sulla libertà, c'erano due uomini, direttori di giornale, che dicevano che chiunque altro è un fascista che cerca di tappargli la bocca. Allora questa non è l'Europa, questa è la Corea del Nord. Quella è la Corea del Nord nel Parlamento europeo, che vende ai singoli stati bugie formali e impedisce a chi avrebbe la possibilità non di cambiarle, perché questo non basto certo io, servirebbe qualcosa tipo Nelson Mandela per poter cambiare quella roba che ho visto io succedere, vengono tenuti fuori nel nome della libertà. Allora io da giornalista, ma da cittadino europeo e italiano, dico tranquillamente a questi signori che continuino ad intimidirmi, a mandarmi pressioni, lettere di scurati e minacce dei centri sociali, che non me ne frega nulla, perché la libertà è proprio quello di prendere tutto questo
e continuare a dire agli italiani, che sono tanti, che sono stanchi di questa cappa, che c'è ancora un sacco di gente in Italia, non certo io e basta, ma tantissimi, che continuano a provare a parlare lo stesso fino a quando qualcuno sentirà quella voce. Cioè, hai dipinto veramente uno scenario distopico, diciamo, nelle istituzioni E europee, invece la realtà, pensa a te. che invece è la realtà, esatto, e la riapprofondiamo tra 30 secondi, giusto il tempo di un mini spot. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Bentornati a Parlando Liberamente, stavamo approfondendo col direttore del Tempo Tommaso Cerno questa distopia che si è fatta realtà, che lui ci ha dipinto all'interno delle massime istituzioni europee, una macchina di censura diciamo contro chi non rientra nel novero dei buoni e dei giusti. Allora ti volevo chiedere, questa tua vicenda già gravissima di per sé, ma dal mio punto di vista addirittura evoca un tema epocale, che è quello che ci sta dicendo in tutte le salse il vicepresidente americano J.D. Vance, nel modo più compiuto l'ha detto a Monaco, no? Attraverso quello che secondo me è stato un vero e proprio manifesto libertario, e cioè il controsenso storico per cui nel continente culla della nozione stessa e della pratica di libertà, oggi è in pericolo serio, concreto, la libertà d'espressione. C'è questo tema epocale e, come dirti, che consapevolezza ne abbiamo in Italia e in Europa? Assolutamente, questo che pone Vance è il tema principale del tentativo di portare le democrazie a essere capaci di governare il popolo senza passare attraverso le elezioni. In Italia abbiamo avuto scuola di tutto questo. Noi abbiamo visto per un decennio governare il paese nei momenti più delicati e chiedere ai cittadini italiani sostanzialmente un abbassamento del loro livello di vita, del loro livello di libertà. Siamo arrivati all'assurdo della gestione del Covid, che è stato diciamo, un arresto domiciliare di massa di un paese che si sta dimostrando del tutto arbitrario, e tutta una serie di scelte economiche che hanno ammazzato la classe media senza mai avere vinto le elezioni. Cosa è successo? Cosa sta succedendo in Europa? Quello che dice Vance: appena il popolo, grazie alla Costituzione, quella vera, non quella che mettono sui banchetti della CGIL quando fanno finta di fare sciopero per la democrazia e invece lo fanno per destabilizzare la democrazia. Io non ho mai visto uno sciopero degli autobus che invece che essere fatto per migliorare il contratto di chi guida l'autobus è fatto per Gaza. Quindi il tema della politica, dello strumento costituzionale, referendum, Costituzione, fascia di sindaco, istituzioni, trasformati in manganelli di partito, è un tema liberticida che la sinistra ha messo in campo da molto tempo e che è il motivo per cui io oggi passo le mie giornate a provare a denunciare tutto questo nel contesto in cui siamo. Ma cosa sta succedendo? Quando il popolo, attraverso quello che resta della democrazia, cioè le elezioni, ha cercato di dire cambiamo, la reazione dell'Europa, la reazione delle istituzioni, di quel baraccone di burocrati e lobbisti che è il Parlamento europeo, che con la democrazia non ha nulla a che vedere, ha cercato con la forza di impedire questi governi. Prima assaltando il governo di centrodestra italiano, che tornava dopo 15 anni, 12 anni e mezzo a portare un governo politico sostenuto da un consenso popolare dentro Palazzo Chigi, accusando Giorgia Meloni di fascismo, di autoritarismo, spaventando gli italiani con pericoli che non solo non sono esistiti, ma che portano oggi l'Italia a essere il governo più forte nell'Europa di oggi.
togliendo con la forza dalle elezioni in Francia da Le Pen, perché i sondaggi dicevano che diventava Presidente della Repubblica, cacciando in Romania un Presidente che aveva vinto le elezioni, Georgescu, sulla base dell'etichetta è filo putiniano, che non si capisce bene cosa voglia dire filo putiniano, cioè che uno che va a letto con Putin, uno che lo conosce, che ha parlato bene di lui, che dice della Russia cose diverse da Caprarica o cose diverse da Friedman, questo vorrebbe dire. Invece che cosa è successo in Romania? In Romania è successo esattamente quello che è successo in Italia, che stava succedendo in Francia e che succederà anche in Francia, e cioè che per 5 anni, in cambio del PNRR, di una serie di prebende dell'Unione Europea che vuole tenere al guinzaglio i paesi democratici per portarli a fare cose diverse da quelle che il popolo chiede, di cui ha bisogno, hanno fatto un governo che io definisco il governo Letta-Alfano, diciamo, come concetto, no? Mi hai creato Cioè un governo fatto dal Partito Liberale con i socialdemocratici, un papocchio che i romeni hanno subito per 5 anni, che ha portato a un disastro dei conti pubblici, ha portato all'innalzamento dei costi della pubblica amministrazione, un abbassamento del livello di efficienza, ha portato molti romeni che avevano con entusiasmo, dopo 40 anni di comunismo, aderito con fatica all'Europa, a dire che quell'Europa che gli avevano promesso non esisteva, con la freschezza di un bambino, perché sono paesi che veramente sono entrati come noi quando l'abbiamo fondata, con entusiasmo. Quindi sono andati a votare per un altro. Quando a Bruxelles hanno visto che erano stati scoperti, hanno detto che quest'altro era un criminale, l'hanno tolto di mezzo. Sono tornati a votare, è arrivato un altro signore che ha vinto di nuovo. E non solo ha vinto, ma Antonescu, cioè il nuovo Letta che si presentava con socialdemocratici e liberali, doveva arrivare primo, secondo i sondaggi, in Europa, in Romania, la solita stampa pilotata che ci dice che gli italiani vorrebbero chissà chi al governo, poi l'unica che hanno messo dopo Berlusconi votandola rimane la Meloni, quegli altri li hanno cacciati tutti e fanno i leader di partito. Non solo ha perso al primo turno, non è arrivato secondo, è arrivato terzo. Quindi la sinistra è stata eliminata dal ballottaggio e adesso al ballottaggio ci sono due destre, una destra diciamo più nazionalista, più sullo stile dei conservatori europei più verticali, chiamiamoli così, e una più centrodestra, diciamo una più simile a Meloni, una più simile a Tajani, concettualmente, uno contro l'altro, ma non perché c'è il fascismo, perché non c'è il fascismo, cioè perché le elezioni hanno per la seconda volta detto che i romeni di quel governo filo-europeo, che non significa europeista, significa filo-lobby europee, non ne vuole più sapere. Adesso vedremo, quando votano fra qualche giorno, cosa si inventeranno per dire che anche questo governo non va bene, perché l'unico governo che va bene è quello che dice quello che dicono loro. Quindi, siccome questo sta succedendo dappertutto, ha ragione Vance, che non fa altro che dirci cosa è successo e perché lui lo sa, perché è successo anche in America. Trump hanno cercato di metterlo in galera raccontandoci una storia che il mondo ha preso per vera, che poi gli americani, cioè quelli che stanno lì, quelli che vedevano con i loro occhi, ci hanno detto con il voto: sapete che c'è, voi vivete su Marte, non serve che ci vada Musk, ci trovano già la Schlein, Conte, Draghi, la Ursula von der Leyen, sono già su Marte, quindi lui, se eventualmente ci arriverà col suo missile lì, ci arriverà dopo, perché qua i marziani sono loro e hanno votato in massa per Trump. E noi abbiamo fatto 2 mesi di campagna elettorale sentendo opinionisti, giornalisti, economisti, esperti che ci dicevano: voi non capite niente, in pratica siete dei poveri contadini che non avete idea di dove sta la civiltà, noi abbiamo i figli in America, la cittadinanza americana, abbiamo studiato in America, siamo andati a Washington, siamo andati a New York, siamo andati a Chicago e vi diciamo che vince Kamala Harris. Io che sono un povero deficiente, stando a casa mia e leggendo qualche giornale, ho detto: sapete che c'è, a me non mi dà sta sensazione l'America, mi sembra che stia dicendo anche lei quello che noi in Europa stiamo dicendo da un po' di tempo, che l'unica forza politica liberale che è rimasta è il centrodestra in questo continente, e che noi oggi ritroviamo tutta
sta la vera democrazia repubblicana di cui si riempie la bocca la sinistra nelle azioni del centrodestra. Ne dico una su tutte: la pacificazione nazionale, il tentativo di non creare uno scontro perenne su storia antica che viene rivisitata a fini di scontro politico, lo fa la destra, per cui la sinistra manda i suoi sgherri in piazza a menare la polizia e poi dice che la polizia è violenta e il governo è fascista, manda i suoi sgherri a imbrattare le tombe dei caduti di altri momenti storici, di altre idee politiche che possono avere fatto degli errori o anche giganteschi, o in altri casi essere innocenti, uccisi nella lotta violenta, imbrattarne il ricordo. Io non ho mai visto uno che venga da quella destra, che loro chiamano fascista, fare una cosa del genere su un monumento della sinistra italiana. Non ho mai visto succedere. Quindi questa è la realtà che vedo io. Per cui io, che sono un liberale e un libertario vero, cioè al di là di chi in quel momento ho davanti che mi sembra somigliarmi, non mi interessa, mi batto per dire agli italiani che oggi la libertà, con tutti i suoi difetti, con tutte le crepe della democrazia, su cui si può sperare in un futuro che non diventi un monocolore, monopensiero, monoalfabeto, politicamente corretto, con la bocca tappata, dove le cose ti spiegano come si dicono, sta a centrodestra. La sinistra, che negli anni 70 era questo, è diventata fascista rossa. Diciamo quello che avevano preconizzato intellettuali non certo reazionari, da Pasolini a Sciascia, parlando di fascismo degli antifascisti, cioè siamo pienamente in quella situazione sostanzialmente. Esattamente, con Flaiano che conclude tutto questo affermando proprio che queste due forme di fascismo possono convivere. Allora, quella, diciamo, dei nostalgici della destra è ormai da decenni confinata, come per statistica avviene in ogni luogo libero, in piccoli soggetti che da decenni ogni tanto fanno cose che ne dimostrano in qualche modo la scelta di stare fuori dal patto repubblicano e democratico del 48, e ci sono sempre stati, e questi i primi che hanno interesse a condannare, ad isolare, per ragioni se non altro di convenienza politica, è proprio la destra. Mentre quelli che hanno intenzione e ragione di fomentare, di rendere più grandi di ciò che sono, di trasformare di fronte agli occhi del paese in un fenomeno di massa, è la sinistra, perché la sinistra ormai vive di questo, vive di Mussolini nei libri che scrive, vive di fascismo inventato nella battaglia politica che fa, vive di violenza materiale nelle sue piazze, dove vedi spuntare la bandiera di Hamas a Porta San Paolo a Roma il 25 aprile, cioè la festa della liberazione dal regime, dalla dittatura fascista, che celebrano come fosse la festa di un pezzo di paese, quindi rovinandola, ha la bandiera, senza una parola di Elly Schlein e di Giuseppe Conte, di un'associazione militare terroristica che teorizza e mette in atto il genocidio degli ebrei e la distruzione dello Stato di Israele. Quando io, cittadino italiano liberale, vedo questo, sto dall'altra parte. Tra l'altro lì c'è un cortocircuito storico, perché se proprio vogliamo il Gran Muftì di Gerusalemme era un alleato dichiarato di Hitler, quindi c'è proprio una sgrammaticatura. Stiamo parlando di gente ignorante, perché mentre i loro padri e i loro nonni studiavano la storia, se tu osservi bene il dibattito italiano di oggi, anche nel Partito Democratico, tutti quelli che la storia la conoscono sono stati messi a tacere. Penso all'onorevole Piero Fassino, che ha tenuto quasi da solo dentro il Partito Democratico la posizione dei socialisti e dei socialdemocratici europei sui temi del Medio Oriente, che lui, a differenza di questi di oggi, conosce, è stato sostanzialmente silenziato,
Mentre chi sentiamo parlare noi? Quelli che non sanno o fanno finta di non sapere esattamente quello che tu hai detto. Quindi non solo usano la storia per fare politica, ma fanno del revisionismo storico per fare politica, accusando la destra che invece il tema della pacificazione, cioè dedicare alle vittime del terrorismo di qualunque colore la stessa via per mettere insieme quegli italiani che i padri costituenti cercarono a parole di mettere insieme e noi stiamo tornando a dividere, quelli sono accusati di fare revisionismo. È una cosa vomitevole. Indubbiamente. Tu prima citavi la tua storia, no, che adesso, Sì. banalizzando molto, nasce nell'alveo del progressismo, ma quando questa espressione aveva un Nasce senso, nell'alveo no? di Pannella del Partito Esatto. Radicale e nasce nell'alveo di contraddizioni che vengono dal posto da cui io provengo. Io vengo da una terra di confine, il Friuli Venezia Giulia, sono nato a pochi chilometri dal confine con la cortina di ferro e col comunismo e ho un pezzo della mia famiglia che è stata uccisa nelle foibe. Quindi per me, in questi decenni, pensare che assieme a Roberto Menia, un esponente che io rispetto e stimo da molti anni della destra triestina, siamo riusciti in questo paese a trasformare i migliaia di morti italiani dimenticati apposta, perché comunisti e democristiani avevano fatto un accordo che la guerra finiva e di queste cose non si parlava più, Certo. in monumento nazionale alle vittime, non di gente che passava per strada, dei partigiani rossi, titini, che con la stella rossa e il fucile sono venuti a uccidere migliaia di italiani legandoli con dei fili di ferro uno all'altro, sparando con le mitragliette ai primi della fila perché col loro peso morto trascinassero vivi sottoterra centinaia di persone, di donne, di bambini, di preti che non avevano nessuna colpa, per sentirli morire lamentandosi per giorni dal sottosuolo, cioè le foibe, il monumento nazionale. Ci troviamo questo lordume dei centri sociali italiani in piazza a dirci che quelli sono i fascisti e ci troviamo le bandiere dei comunisti titini assassini, criminali, alla festa del 1° maggio a Trieste, una cosa di cui io da italiano mi vergogno. Francesco Cossiga fu il primo Presidente della Repubblica ad andare alla foiba di Basovizza quando chi andava lì gli sputavano e io ci andavo. Oggi che c'è il monumento nazionale, che da Napolitano a Mattarella si era creata una condivisione su questo pezzo di storia dimenticata, la sinistra sta non solo cancellandola di nuovo, ma trasformando chi ha cercato di dare voce a quegli italiani uccisi, assassinati dai comunisti partigiani di Tito, chiamandolo fascista, nazista e mettendo violenza nelle piazze contro chi quella violenza aveva subito. Quindi io nasco in questa contraddizione e sono per questo un liberale. Sono convinto che le democrazie debbano lasciare al cittadino la possibilità di pensare con la propria testa esercitandola nel voto e lo Stato deve starci più lontano che può, lo dico anche alla destra che governa, più lontano sulle tasse, più lontano sui doveri, più lontano sul fatto dello Stato etico, che noi dobbiamo sempre avere un modello ideologico per fare le cose, perché lo Stato liberale che oggi la destra può rappresentare ha visto proprio da sinistra entrare nelle case non i servizi che lo Stato deve dare alla democrazia, al cittadino per essere libero, ma le idee che deve inculcargli per fare finta di stare bene a casa sua. Quindi la mia battaglia ha una coerenza di fondo, non mi interessa chi in quel momento la rappresenta. Oggi è evidente che un leader politico come Bettino Craxi, cioè che obbligò le bandiere, l'inno nazionale nelle cerimonie di Stato, le bandiere sui palazzi, il tricolore, il Made in Italy, il socialismo tricolore, l'idea di patria, oggi somiglia molto di più alla Meloni che alla Schlein. Se Craxi tornasse e vedesse la Schlein non si riconoscerebbe nella parola socialista della sinistra di oggi. E quindi di che parliamo? Non è che destra o sinistra non esistono più.
La sinistra esiste e come, solo che si è trasformata in quell'autoritarismo che ci ha mostrato anche lei negli stessi anni in cui le dittature di destra hanno infiammato il continente e devastato l'idea che si aveva della destra, al punto che dopo 80 anni stiamo ancora qui a parlare chi siete, basta dire fascisti e tutti si fermano a pensare perché non sanno come si pronuncia questa parola. In questa confusione le uniche idee che noi dobbiamo tenere chiare sono queste. Noi stiamo per una democrazia dove sceglie il popolo e si è più liberi con meno Stato possibile, o siamo come in Cina dove sceglie il partito comunista e tutti fanno e dicono quello che dice lui? Beh, a me sembra evidente, se tu poni questa domanda, la risposta su chi dei due schieramenti rappresenta uno e l'altro è evidente a tutti gli italiani. Non serve essere Sabino Cassese per capire dove è alimentata di più la Costituzione materiale, cioè quello che ci siamo detti noi in quegli anni, cosa volevamo essere tra di noi. Sì, è cronaca politica, diciamo. In chiusura, sai perché citavo la tua storia? Perché visto che secondo me questo autoritarismo di sinistra, cioè, è una forma di neostalinismo, no? Fintamente soft, petaloso, ma come mentalità è un neostalinismo. Io ho l'impressione che tu per loro sia peggio ancora di Sallusti, ma non del sottoscritto, diciamo, del Sallusti importante, perché con la loro mentalità neostalinista, cioè loro ti vedono come un traditore, quindi sei proprio il peggio del peggio. Ho avuto questa impressione qua in questi giorni. Che mi hanno detto in qualche modo per cercare di farmi stare zitto, c'è una frase che mi ha molto colpito, cioè mi ha detto: vedi, quelli che fanno male alla sinistra, cioè nel senso che la svelano, significa non che la attaccano, attenzione, io non attacco Elly Schlein penso che abbia il diritto di dire quello che vuole e gli italiani hanno il diritto di votarla se lo ritengono, cioè io non l'attacco, non contesto Elly Schlein sul piano ideologico, io la svelo, cioè vi racconto quello che penso che nella sinistra succeda e perché la sinistra racconta questa storia in questo momento, qual è la vera finalità. E quindi da aree di queste di cui parliamo, che per me ormai sono proprio i balilla della nuova sinistra, i ragazzini violenti che mandano loro a infiammare le piazze per spaventare gli italiani, per creare un clima di scontro sociale. Insomma, il segretario della CGIL ce l'ha detto, no? Che lui è lì per fare la rivolta, non per migliorare i contratti di lavoro. Quelli li firma a 5 euro, poi quando parla fa la rivolta sociale, l'ha detto lui, non è che lo dico io. E mi hanno detto: sono i Marco Biagi quelli che noi non vogliamo, non i fascisti, perché tanto i fascisti, quelli che sono fascisti veramente, che vengono da là, sono nemici che riconosciamo e che non contano niente, sono i Marco Biagi che fanno saltare il nostro sistema di valori. Allora voi capite che dentro questa frase c'è esattamente quello di cui una democrazia si deve liberare, e cioè il concetto dell'intimidazione, dall'altra parte il concetto della mancata possibilità di dialogo tra forze diverse per arrivare a una riforma. Oggi in Italia si parla di riformismo più che mai. Il riformismo in Italia non può esistere perché la base del riformismo è la dialettica, idee diverse che in Parlamento trovano sintesi. Qui c'è rivoluzionarismo, cioè la sinistra vuole fare a botte con gli italiani che hanno dato una maggioranza agli altri, offendendoli, intimidendoli e cercando di tornare al governo senza vincere. Voi direte: tu sei un pazzo, no, basta che andate a vedere cosa è successo dal 2011 al 2022. È esattamente quello che io vi sto dicendo, ma è successo come dici tu, in modo soft, è successo come dici tu, in modo politically correct. Uno stalinismo woke, la peggiore delle prospettive per il nostro paese e per la democrazia autentica. E qualunque uomo libero non può che averne coscienza e opporsi. Noi nel nostro piccolo siamo molto contenti oggi di avere ospitato il tuo racconto e ti auguriamo veramente un buon lavoro alla faccia di tutti i censori. Grazie, e questa possibilità dimostra che ci sono tanti giornalisti sallusti importanti, perché il sallusto importante è Alessandro ed è Giovanni, che dando voce e parlando dentro questa voce in questo modo senza paura
ci dimostrano che nei fatti il nostro paese non è come scriveranno nel resoconto segretato per ora della nostra mitica Commissione europea. Beh, sottoscrive, è il miglior finale, non ho nulla da aggiungere, ti ringrazio ancora molto, direttore. Grazie a te, buon lavoro. A presto.